la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Va ora in onda Oltre la pagina. Autobiografia di una nazione, questo è stato Silvio Berlusconi. Ahimè, ho visto che è stato copiato il nostro plagiato, il nostro ospite, perché lui ieri nella tarda, io ho visto cos'era, primissimo pomeriggio, aveva intitolato così il suo articolo, oggi gliel'ha plagiato il direttore della Stampa, ma onestamente, Glisson, andiamo oltre. Parliamo di Berlusconi per quello che ha rappresentato per 40-50 anni. Ha fatto la storia, ma come scrive Jacopo Tondelli, direttore degli statigenerali.com, ha fatto la storia, è stato nella storia degli italiani, un arci italiano, che era tra l'altro la rubrica di Giuliano Ferrara, se non ricordo male, in contrapposizione a Giorgio Bocca sull'Espresso. Vabbè, erano altri anni. Jacopo, direttore, grazie per essere qui e benvenuto intanto. Buongiorno. Scusate, io ho dei problemi. Allora, ho dei problemi audio. Eccoci qua, perfetto. Allora, adesso ti sento, Jacopo. Come leggere? Cosa mancherà di Silvio Berlusconi da oggi? Oggi è il primo giorno senza Silvio Berlusconi nel 1936, senza un personaggio che è sempre stato al centro, addirittura tutti gli ambiti che lui ha toccato è stato centrale, no? Addirittura anche il calcio, costruendo una squadra che tutti gli appassionati di calcio ricordano come se non la più grande, forse personalmente dopo l'Ajax metto il Milan di Sacchi e Berlusconi. Purtroppo non ho visto, io interista, non ho visto la grande Inter da bambino, ero troppo piccolo. Comunque dappertutto ci sono parole, ci sono termini con i quali diciamo accompagnare un commento per la scomparsa di Silvio Berlusconi. Ma quando se ne vanno personalità, diciamo, così inimitabili, insostituibili, è chiaro che appunto per definizione non sono imitabili, non sono sostituibili, e quello che non ci sarà più e che aveva già iniziato da un po' a non esserci più, diciamo, no? Negli ultimi anni è chiaro che la spinta propulsiva naturale della gioventù era venuta meno anche per lui. Quel vuoto non sarà riempito anche perché era uno spazio che era creato attorno a una personalità da tutti i punti di vista, no? Quello imprenditoriale, quello politico, cioè, se noi ci pensiamo, dove è andato Berlusconi ha cambiato le traiettorie di quell'industria, di quel luogo pubblico, appunto, che sia l'industria televisiva, che sia quella del calcio, che sia la politica. Quindi per definizione le personalità uniche sono uniche, e qui non è un giudizio di merito positivo o negativo, è la constatazione di un dato di fatto, cioè stiamo parlando di una personalità unica. Quindi è difficile, insomma, porsi la domanda di cosa mancherà o di come potrà essere sostituito. O meglio, è giusto porsela, ma la risposta direi che è questa.
E pensando a ciò che ha fatto, mi sono permesso nel mio piccolo, sai che mi è venuto in mente un gigante del XX secolo, Pablo Picasso. Pablo Picasso diceva: io non cerco, io trovo. Pablo Picasso condivideva una stanza a Parigi con Braque. Braque inventa il cubismo, ma per tutti il cubismo di Pablo Picasso. E se penso a tutto quello che ha fatto Silvio Berlusconi, non è che lui abbia creato, lui ha individuato le potenzialità. Mi permetto, parlo come se avessi ragione, ma mi sembra di aver visto questo. È come se lui avesse individuato la potenzialità di un'idea che neanche chi aveva quell'idea aveva conto. Faccio per dirti, scusa, resto sul calcio, anche se per me interista è un argomento tristissimo. La Roma di Eriksson, sei giovane ma forse te la ricordi, giocava all'olandese, forse anche meglio del Milan, però il proprietario, non so se fosse ancora Dino Viola, non investì più di tanto. Silvio Berlusconi vuole quel tipo di gioco, investe bene, fa funzionare. Quando i giocatori contestarono Arrigo Sacchi, lui con l'elicottero arriva a Milanello, dice: signori, siete più pagati da Serie A, o fate quello che vi dice quel signore là, altrimenti a fine anno siete venduti. Quella volta si poteva, non c'era la sentenza Bosman. Poi si dice che sia andato da Arrigo Sacchi e abbia detto: trattiamoli un pochino meglio. Sta di fatto che quel Milan è stato leggenda. Così come la Rai, potrei dire, la televisione individua Drive-In, che fu per noi maschi Tini Cansino di Scinta, la formosa Tini Cansino, è un bellissimo, dolcissimo ricordo. Non era una novità, ma lui vede le potenzialità della nuova TV le potenzialità della TV e le sistema in modo molto più fresco, molto più nuovo rispetto a una Rai paludata, eccetera, eccetera. E anche in politica. Michael, volevo chiederti, c'è questo anche in quello che ha fatto Berlusconi, quello che sembra di aver visto a me? Ma sicuramente sì, ma perché poi anche in questo, no? Cioè, alla fine quasi tutti i grandi innovatori della storia sono persone che colgono la potenzialità di qualcosa che già esiste e che non è ancora valorizzata fino in fondo, no? Cioè, quindi tutte le cose che tu elenchi in maniera corretta sono esattamente questo. Lui sicuramente era una persona che aveva intuito, aveva coraggio, aveva la spregiudicatezza che serve, la disponibilità a rischiare, no? Quindi, e poi aveva il carisma, che comunque è sicuramente una cosa che serve, ha costruito le relazioni, insomma, non c'è dubbio, no? Non c'è dubbio che lui, anche perché poi, insomma, è anche vero che poi non bisogna dimenticarsi che le cose che succedono sono sempre un frutto di una volontà, di un'intuizione, ma anche di una casualità, no? Del concatenarsi delle cose. Voglio dire, è vero, no, che lui difende Sacchi dalle contestazioni dei senatori dello spogliatoio, tra l'altro che erano quei senatori, cioè non so come dire, erano Paresi, Filippo Galli, Tassotti, Maldini, cioè parliamo comunque di quel livello. Anche, come dire, lui poteva tener testa a quelli. Oggi, diciamo, un presidente di una squadra di calcio fa fatica a tenere testa a un ragazzino che 2 anni fa giocava in un campionato minore. Però è anche chiaro che lui è stato effettivamente uno che ha sviluppato al massimo i tempi in cui viveva, no? Cioè, nell'editoriale che tu citavi all'inizio gentilmente, io quando scrivevo che lui, quando scende in politica, spreme fino all'osso il Novecento, no? Scende in campo in nome dell'anticomunismo quando il comunismo è finito. Cioè, era un uomo capace comunque di estrarre il massimo dal passato per proiettarlo sul futuro. Oggi più o meno tutti dicono che è stato il vero fondatore delle nuove destre del mondo, ed è una cosa che dico anch'io, che è molto vera e molto imprecisa insieme, no? Perché è vero che lui, diciamo, è stato tra i primi a intuire la destrutturazione della politica, anche della politica conservatrice, però è anche vero che lui istintivamente non era un conservatore. Cioè, lui, è vero, parlava un'Italia figlia di un passato, del Novecento, della paura del PC, di tutte queste cose qui, da un lato.
dall'altro tuttavia pensava anche a un sogno futuro, no? Quando scende in campo, in fondo lui vuole importare in Italia in qualche modo anche le parole d'ordine, le idee, il clima, l'umore culturale di quello che era appena stato e stava finendo, era il reaganismo negli Stati Uniti, e poi in fondo si trova anche bene con la terza via di Blair, tutto sommato, diciamo, anche con Clinton, con quel tipo di diciamo mondo liberal americano, lui sarebbe stato a suo agio. Questo per dire, pensatelo sui temi etici, voglio dire, Berlusconi era sicuramente tendenzialmente antiproibizionista, a differenza della destra attuale, no? Quindi questo per dire che lui era davvero anche un impasto di cose molto diverse, molto contraddittorie. Che ho trovato davvero molto interessanti. È stato il vero il vero anticipatore della nuova destra mondiale, quella che vince in nome della nostalgia e della rabbia perché gli anni belli sono alle spalle. Sì. Sì, questo io credo sia vero. Lui in realtà, cioè, perché poi ovviamente essendo stato un leader politico che di fatto è durato 30 anni, no? Come leader politico, come Presidente del Consiglio in realtà ha governato meno di 10 anni in tutta la sua carriera, ma come leader politico è durato 30 anni. Chiaramente in 30 anni cambiano le cose. Nel 94 comunque ancora, ripeto, c'è questa spinta, no? Questa voglia di futuro, di libertà, ci sono gli anni 80 vicini, sì è vero che nel frattempo c'erano stati Tangentopoli, le stragi di mafie, però era ancora forte la spinta della caduta del muro di Berlino, la fine della storia, quel tipo di ambiente lì che guarda al domani, al futuro. In 30 anni le cose cambiano, tra l'altro in questo paese che è invecchiato molto dal punto di vista dell'età media, che non ha avuto un grande ricambio, è chiaro che oggi gli umori sono diversi e non è un caso che il centrodestra di oggi, che come schema partitico e politico assomiglia al suo, oggi in fondo si ha un centrodestra molto più passatista, che guarda molto più indietro, ma perché questa è una tendenza del mondo intero, cioè i conservatorismi globali in fondo, no? Raccontano una storia fondata sulla paura della globalizzazione, sulla paura dell'immigrazione, cioè è proprio mutato il clima, e in questo senso è curioso vedere che un leader che di sicuro aveva una fortissima posizione di futuro, parliamo di Silvio Berlusconi, è però uno dei grandi padri mondiali di questo spazio politico che nel tempo è diventato molto più passatista, molto più con lo sguardo rivolto all'indietro, non solo in Italia. Il grande odio che lui ha suscitato, ti dico, anche pre-politico, anche prima di scendere in campo, come si dice, può essere in ogni caso, lo possiamo giustificare col fatto che lui fosse anticomunista, addirittura come si era negli anni 50, può essere il fatto che avesse comunque molte ombre, no? Mangano, lo stagliere, che era, come dice Borsellino, era una punta della mafia in avanscoperta nel nord, cioè francamente non è una cosa, io non sono Marco Travaglio, però non è che una cosa del genere la metti e sì, la fai passare in cavalleria, cioè, ecco, queste ombre possono aver influito, oppure una figura simile, uno che vuole essere amato da tutti e troverà quelli che dicono no, proprio no, io no, non lo so, te lo chiedo. Ma ovviamente, diciamo, anche qui ci sono più elementi. C'è sicuramente la sua biografia, che per definizione era divisiva e giustamente tu ricordi le ombre, piena di ombre, non c'è dubbio, no? È piena di ombre nel lungo periodo e la storia, da un lato. Dall'altro è anche vero che chiaramente un personaggio di così grande successo, di così grande forza popolare nell'immaginario non poteva lasciare indifferenti, ma teniamo conto di una cosa, che lo dici tu giustamente, quando qualcuno vuole essere così tanto amato e nello specifico direi anche ammirato, no? Perché a Silvio una delle cose che piaceva di più era questa, cioè essere riconosciuto come magnifico, come
chiaramente no, si espone a sentimenti contrappositivi, divisivi. Poi lui ci ha sempre messo del suo, cioè non possiamo, come dire, lui che era un genio della comunicazione, prima che politica della comunicazione in generale, lui sapeva benissimo che stimolare, no, l'odio nei propri confronti era anche una potentissima arma di consenso, perché lui, cioè, diciamo, ogni volta che qualcuno parlava in pubblico di lui, dandogli del mafioso, dandogli del pedofilo, lui quella cosa lì sapeva che cementava fortissimamente un numero molto grande di cittadini italiani che invece lo difendevano, no? Quindi ecco, anche qui, insomma, nel senso, al Berlusconi che si sentiva davvero vittimizzato e perseguitato, possiamo credere quando parlava dei magistrati, che lo credesse davvero quando parlava degli editoriali di Eugenio Scalfari, io per esempio ci credo molto meno. Io sono convinto che lui quando leggevano le prime pagine di Repubblica degli anni d'oro, in cui lo massacravano e lo attaccavano tutto il tempo, secondo me lui sì, sapeva che gli faceva bene quella roba. Secondo me, ma adesso si fa per parlare, non aspetta, ma dico, io immagino che non si sia più di tanto incavolato quando Scalfari lo ha chiamato il titolo famoso, il ragazzo Coccodè. Ma no, non può essersi incavolato, perché in fondo in quell'editoriale lì c'è tutta la storia del suo successo di dopo, cioè la sinistra dei salotti tendenzialmente romani, di buona cultura, di buone letture e solo di ottime frequentazioni, che dall'alto della terrazza giudica come un insetto il più grande imprenditore privato italiano, rubricando il tutto a fenomeno che vive solo grazie al conflitto di interessi. Ecco, cioè, e ai legami con gli stallieri mafiosi. In questa sintesi, che ovviamente coglie una parte di verità, c'è una delle ragioni forti di successo di Berlusconi, che a differenza loro conosceva il paese. Posso dire una cosa? Guarda, ti parlo uno che aveva un'antipatia pre-politica, 85-86, non sopportava lo stile. Scusami, visto che siamo a Radio Libertà, te la dico così. Faccio un esempio. Quando D'Alema disse che la Lega era una costola della sinistra, io personalmente sono sempre stato convinto che avesse alcune buone ragioni politiche. Ok, questa cosa. Ma il fatto che Bossi fosse stato capito come politico e come uomo davvero solo da Silvio Berlusconi ci dice tutto della sua capacità di capire un pezzo importante di popolo italiano che gli altri non avevano. Questo volevo dire. Prego, scusami se ti interrompo. No, tra l'altro questa poi è anche la storia, no? Ci fu, io ero orgoglioso negli anni 90, orgoglioso è una brutta parola comunque, avevo i brividi, ero collaboratore della Padania dall'81 97 cominciai, poi mamma mia, mi sentivo più alto e non sono basso a scrivere nel giornale che aveva Berlusconi sei mafioso, poi gli anni cambiano, i tempi cambiano, cioè il fatto anche che comunque dopo quella grande scontro tra i due sia nata una sintonia politica e si dice anche umana. Volevo solo dirti questo. E ripeto, sono giorni tristi per me che sono interista, ma c'è una cosa, parlavo prima con un tifoso interista milanista, c'è una cosa che va riconosciuta, tu sei tifoso milanista, no? E c'è una cosa che Berlusconi ha portato nel calcio e che nessuno ha imitato, lo stile con gli arbitri, a parte quel Verona-Milan del 90 dove avevate ragione tutta la vita comunque, perché se esci dai mano armata.
Se esce dei gangheri Marco Van Basten, scusate, ma mai proteste, mai polemiche. Cioè io mi ricordo la ripetizione degli ottavi a Belgrado, il gol di Lupetto Mannari. Ho visto di peggio solo 20 anni dopo con il gol di Montari. Mai polemiche. Cioè il gol di Montari, noi interisti con il gol di Montari ci mangiamo ancora il panino col prosciutto, facciamo colazione e cena con il gol di Montari. Ecco, invece il Milan di Berlusconi ha dato questa grande lezione di stile. Per esempio neanche la Juve non l'ha avuta questa, non stile Juve. Ecco, forse si doveva dire, permettimi da interista, poi io non sono milanese, quindi posso permettermelo, di non detestare il Milan. C'è stato lo stile Milan di Berlusconi, se posso dirlo. Sì, sicuramente. Sicuramente, sì. Questo è indubbio che, diciamo, tanto è vero che racconta chi vide la famosa partita di Marsiglia con lui, quella dei fari, i riflettori, Galliani che ritira la squadra, che Galliani ritira la squadra, e ho testimonianze abbastanza affidabili che dicono che Berlusconi si infuriò contro Galliani proprio dicendo. Pronto? Da fare una cosa del genere. Possiamo dirlo allora, un termine, e chiudiamo perché purtroppo abbiamo esaurito lo spazio. Condividi se io dico che è stato molto una figura, uno sportivo vero? Sì, sicuramente è stato uno sportivo vero. Diciamo che è stato uno di quegli sportivi che però vogliono proprio vincere a tutti i costi. Ah, beh, sì. Se no. Certo, si gareggia per vincere. Diciamo che non era un decubertiniano. E comunque per un tifoso milanista, meno male che aveva tutta questa voglia di vincere, insomma. Ma ci ha regalato gli anni più belli della nostra vita, quindi parlo da tifoso. A noi appassionati di calcio ha regalato, cioè Milan Real Madrid dell'89, signori, ma guarda, ormai ho sforato. Io avevo un papà tifoso della grande Inter. Io comincio tardi a seguire il calcio, mi è andata bene Mondiale 74 con l'Olanda e ho visto grandi cose, no? E mio padre, tifoso della grande Inter, poi la grande Inter non c'è più, è cominciato con me, io ho cominciato con lui a vedere le partite. Quella volta si vedevano le partite di Coppa o il tempo la domenica. Sono andato avanti per più di 15 anni, mio padre faceva la faccia, vedevamo una partita, bella partita, sì, ma la grande Inter. Non lo diceva con gli occhi. Milan Real Madrid non disse nulla, bocca aperta e occhi spalancati. Quindi e lui era intenditore di calcio, appassionato della grande Inter, quindi una testimonianza da vicino ma autentica. Jacopo Tondelli, noi saccheggiamo sempre gli stati generali, quindi gli siamo grati anche perché possiamo avere ospiti, figure che ci portano analisi sempre molto interessanti. Grazie di tutto, gli statigenerali.com, e a risentirci presto. A presto, grazie Pier, ciao. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente.
E ora cosa succederà al centrodestra, Forza Italia? Non è, diciamo, una domanda, è una domanda per certi aspetti scontata, ma anche necessaria, perché i 17 senatori di Forza Italia sono comunque importanti, perché Forza Italia aveva già le sue spaccature, Silvio Berlusconi vivo, ma bastava, insomma, bastava la sua parola e le cose si sistemavano. Dice Ronzulli adesso cosa farà? Le ripercussioni sul governo. Ne parliamo con Pietro De Leo, e oggi, se potete anche leggere naturalmente eh, una, un suo articolo sulle pagine del Tempo. Mise d'accordo Putin e Bush, perché tra le tante cose, pratiche di mare, eccetera, eccetera, sono anche quello che Berlusconi è stato capace di fare in politica estera, insomma, anche se devo dire la famosa egemonia culturale della sinistra e anche della comunicazione ha sempre cercato in qualche modo di sminuire. Quando anche parlò al Senato degli Stati Uniti, mi ricordo che ci furono dei prestigiatori che cercarono di tutto pur di dimostrare che non era così come volevano i giornali di destra. Certo, magari certe volte a destra si è stati un po' troppo, come dire, coi violini nei confronti di Berlusconi, però la sinistra, anche perché quella sinistra che sminuiva Berlusconi io me la ricordo benissimo. Ah, come parla inglese Matteo Renzi! Finalmente un leader, altro che Berlusconi. E poi lo abbiamo visto, sembrava Cecchi Gori quando vinse l'Oscar per La vita è bella, veramente dai livelli di Noi Van Sawar. Quindi quelli che, insomma, voglio dire, vabbè, sto divagando. Pietro, benvenuto. Pietro potete leggerlo su Libro e sul Tempo. Benvenuto Pietro De Leo. Da dove partiamo, Pietro? Ripercorriamo anche questo aspetto importante della carriera politica, precipuamente, no? Come si dice ai tempi che furono di Silvio Berlusconi, o invece analizziamo subito quello che può succedere, quello che si riesce a capire, anche se sicuramente è ancora molto presto, ma quelli che sono anche i timori di quello che potrebbe succedere. Pietro. Guarda, allora parto con un flash sul percorso politico e soprattutto sulla parte esteri, e ti dico che nella storia recente non c'è stato un leader così influente come Berlusconi, perché al di là delle immagini della mano delle due mani che lui congiunge, di Putin e di Bush, era un gesto molto politico che andava a suggellare una cosa importantissima, cioè mai come in quella fase lì, con l'opera di Berlusconi, Putin è stato così vicino all'Occidente. Cioè con quell'attività anche paziente di convincimento umano, oltre che di moral suasion valoriale, Putin è arrivato veramente a un passo sia ad aderire all'Unione Europea che a entrare nella NATO. Cioè abbiamo avuto veramente una fase che sembrava proiettata alla pacificazione. Io ricordo, perché poi nella mia vita sono stato anche un periodo proprio nell'ufficio stampa personale di Berlusconi. Io ricordo quando nel 2008 a Palazzo Chigi lui sventò l'attacco alla Georgia, l'estate 2008. Quando lui raccontava ultimamente se ci fossi stato io al governo mi sarei attaccato al telefono e avrei parlato con Putin per 6-7 ore. Effettivamente è vero, perché lui l'aveva fatto in Georgia, cioè con la Georgia, sul dossier georgiano, per cui questa è la verità. E non c'è mai stato nessuno come lui. Poi aggiungo un piccolo flash: lui in una fase in cui si usciva dagli anni 90 eccetera, lui spostò la posizione italiana dalla subalternità rispetto all'asse franco-tedesco,
la portò ad avere protagonismo sulla direttrice che partiva da Roma, passava per Madrid, si agganciava a Londra e arrivava fino a Washington. Quindi questo per quanto riguarda la politica estera. Tenevo a fare come mi hai dato l'assist e tenevo a fare una precisazione. Fammi aggiungere, Pietro, scusami, volevo solo aggiungere questo, lo chiedo a te anche. Io ribadisco, non sono stato un simpatizzante di Silvio Berlusconi prepoliticamente, per questioni, però per esempio non ho mai capito per quale motivo Giulio Andreotti, ministro degli esteri, che carezza la testa dei figli di Gheddafi, che era all'epoca il terrorista più ricercato del pianeta, è stato un grande, e lo è stato, e Silvio Berlusconi, che riesce ad avere rapporti così anche forti, portando poi vantaggio all'Italia, invece è come si fa a essere amici di un personaggio come Gheddafi, e non va bene, che schifo, e che qua e che là. Anche questo è la fotografia di come Berlusconi è stato vissuto in Italia, no? Ieri dicevo, commentando, proprio sono andato in onda pochi minuti dopo l'annuncio della scomparsa, che Silvio Berlusconi è stato davvero un arci italiano. Una sua sfortuna forse è nascere nel paese degli invidiosi, dove il successo non te lo perdona nessuno, perché c'è stato sicuramente il movente politico, la rivalità con De Benedetti, eccetera, però forse tante persone usano il pretesto del movimento politico per nascondere la loro frustrazione, il loro essere mal riusciti, e dare sempre la colpa agli altri. Scusa se te lo dico, so che io ti dico una cosa scontata, so che sarai d'accordo, i 5 Stelle sono la fotografia di questo mondo. I 5 Stelle sono l'invidia diventata partito, è vero, nel nostro paese c'è una fortissima componente di invidia, di acrimonia, di questo odio verso chi ce la fa. Lui l'ha subita, la sinistra ha giocato molto su questo, in parte la sinistra politica, però la sinistra politica è stata molto furba, perché ha sempre lasciato fare il lavoro sporco agli intellettuali, a quelli parte di quelli del cinema, parti di quelli del teatro, che veramente hanno detto contro Berlusconi delle robe incredibili. Hanno fatto a Berlusconi degli attacchi incredibili, cioè è stato sdoganato da parte loro, perché non è sdoganato per niente, il diritto all'odio contro Berlusconi. Io poi l'ho vissuto, ripeto, sia un po' da lì dentro, sia poi negli anni in cui da giornalista esterno, diciamo di carta stampata, ho seguito molto il percorso di Berlusconi. Gli hanno fatto delle robe, io mi ricordo un periodo, 2 artisti fecero una scultura in resina che replicava il Berlusconi morto, il cadavere di Berlusconi. Cioè, quando uscì quando uscì la parte delle scene eleganti, eccetera, eccetera, io ricordo degli articoli proprio in cui si andava proprio a scavare in una maniera forsennata ed assurda nel pieno, nel clou della sua, proprio nell'intimo, proprio in una maniera morbosa. Quest'uomo ne ha subite di tutti i colori. Poi ovviamente è stato un leader complesso, ci sono stati anche degli errori, delle cose che ha fatto, però insomma questo è stato Pietro, dell'aggressione. Scusami Pietro, volevo corroborare quello che hai detto. Mai la Lega è stata odiata come quando è stata alleata con Berlusconi. Nel 94 Bossi fa cadere il governo Berlusconi, ti assicuro, almeno io parlo per le mie zone, no? Nord-est, ma sì, poi venne fuori addirittura la costola della sinistra. Quando scompaginò i giochi Bossi nel 2000, riavvicinando, ricomponendo l'alleanza, io ho sentito sulla Lega ondate di odio che prima non c'erano, ed era evidentemente quell'odio, indirettamente quell'odio che veniva riversato su Berlusconi. Sì, ma infatti io ci ho scritto anche un libro su questo, perché la sinistra è quella sinistra dell'odio sempre in servizio permanente, cioè
loro hanno come vi posso dire, un approccio moralistico alla vita, in base a cui vale solo quello che pensano loro, e tutto quello che è fuori dal loro recinto politico e modo di vita non è degno di trovare cittadinanza nella democrazia. Quindi prima è toccato a Berlusconi, poi è toccato in maniera anche altrettanto ferocissima a Salvini, poi adesso tocca a Giorgia Meloni. Questo ha impedito alla sinistra di evolversi, perché se adesso si trovano come stanno, cioè che non hanno mezza idea buona per il paese, lo si deve proprio a quel tipo di impostazione lì. Se invece di menare all'avversario sempre e comunque avessero fatto una riflessione su loro stessi, avessero avviato un percorso socialdemocratico, avessero diciamo così pensato alla costruzione di un pensiero, forse oggi la nostra democrazia sarebbe diversa. E adesso veniamo all'oggi e al domani. Sono fondati i timori che esprimevo io, cioè sul fatto che Forza Italia potrebbe avere delle ripercussioni tali da provocare delle fibrillazioni, delle destabilizzazioni al governo, o è eccessivo? È un allarmismo eccessivo? Secondo me è eccessivo. Adesso sono tutte... È chiaro che se uno fa l'elenco delle ipotesi possibili, le ipotesi possibili sono tantissime, purtroppo tranne una, cioè quella che preferiremmo tutti, cioè di riaverlo qua in servizio permanente. Però no, io credo di no. Forza Italia senz'altro ha davanti a sé un percorso difficile, molto difficile, ma è la partita della vita, letteralmente, perché Forza Italia deve continuare ad esistere, perché c'è un'eredità politica e una specificità di valori che è solo di Forza Italia non possono interpretare né Giorgia Meloni né Matteo Salvini, ma questo per ragioni storiche, per ragioni culturali, per cui deve giocarsi la partita della vita. La partita della vita, infatti, ben ha fatto Tajani, metto per inciso, a rivendicare che si prosegue il percorso, però deve aprirsi, c'è possibilità, c'è un nocciolo di persone molto coagulato che vota nel nome di Berlusconi, e bisogna convincere quelle persone a continuare a votare per Forza Italia. C'è una vastissima quota di astensionisti che bisogna convincere a tornare a votare, persone appartenenti al mondo moderato, e lo si fa con un progetto credibile, aprendo, captando eccellenze, non abbandonando la logica dei gruppi e dei gruppetti, ed elaborando un pensiero. Ora Forza Italia non è più un partito lideristico, non è più il partito persona, non è più il partito di una monarchia democratica allegra, mettiamola così, ma è un partito da cui può ricominciare a ricostruirsi quello che è in realtà il grande gap della politica italiana, cioè il fatto che il pensiero, il valore dei programmi, il valore delle culture politiche negli ultimi 30 anni è rimasto sempre sullo sfondo. Ecco, Forza Italia ora deve fare un cammino fondato sulle eccellenze del capitale umano e sulla validità delle idee e sulla profondità delle idee. Pietro, probabilmente, anzi, sei la persona giusta per chiedertelo. C'è lo spazio per rivisitare quello che ha fatto Berlusconi quasi 30 anni fa? Perché 30 anni fa cosa fa Berlusconi? Inventa una casa per i moderati, spaventati, crolla la DC, e c'è quelli che vengono dopo il PC che stanno per andare al governo. È andata bene, devo dire, è andata bene, perché poi abbiamo visto, mi permetto di dire, secondo me è andata bene che non siano andati loro. Sta di fatto comunque che lui è riuscito a creare questo partito che è diventato uno scudo per coloro che avevano paura. Lui molto abilmente, no, pigiò molto il pedale dell'acceleratore sull'anticomunismo. Mi ricordo anche le ironie, sembrava l'anticomunismo anni 50, ma è un fatto che i moderati avevano paura di trovarsi scoperti con un partito che era anche in grosse difficoltà esso stesso, perché non era neanche più PC.
oggi possiamo pensare di rivisitare quel messaggio di fronte alla woke culture, alla Eilish Lane che ne dice di tutti, ai teppisti ambientali, all'ambientalismo comunista che nega anche la scienza, citando la scienza. Possiamo pensare di riprendere Silvio Berlusconi? Certo, non può esserci una figura con tutto quello che porta lui, insomma, quando entra in politica era già il calcio, la televisione, il settore immobiliare, cosa di me, l'editoria, quindi era già. Però cosa ne dici? Riprendere le fila di diventare lo scudo, perché c'è questa cultura. Guarda, dopo di te parlerò di quello che arriva dall'Europa, cioè un altro provvedimento dell'Europa che ci imporrà il riciclaggio dei vestiti, spalancando le porte alle aziende asiatiche, Cina in primis. Ecco, anche questo, già questo è il centrodestra, ma come messaggio portante potrebbe essere un'idea per avvicinarlo, per renderlo più coeso il centrodestra. Guarda, sì, allora, l'attualità di quel messaggio c'è, perché c'è un tema fondamentale che è quello della libertà, che Berlusconi ha messo al centro della politica italiana. C'è un bellissimo articolo di Gianni Baget Bozzo del 2004, scritto in occasione del decennale di Forza Italia, che si intitolava "Scegliemmo la libertà", e ripercorre la genesi di Forza Italia. Oggi c'è un tema libertà che va aggiornato ai pericoli di oggi. Tu hai citato la Canza e Calcio, ma te ne cito un altro, l'esondazione della magistratura in campo politico, e che non è un tema che ancora oggi rimane, forse in maniera meno dirompente del 94, però se tu consideri a ogni annuncio di riforma del governo corrisponde una mobilitazione dei magistrati, io direi che quello è un tema che è rimasto ancora sul tavolo. Libertà in relazione ai dati personali. Pensa tu tutte le ingerenze che noi rischiamo, la Cina con il cosiddetto capitalismo di sorveglianza, con lo sharp power cinese, e poi c'è questa dirompenza, questa aggressività dei regimi. Pensiamo alla Cina stessa, pensiamo alla Turchia, pensiamo alla stessa Russia. C'è un tema di libertà che si pone sia in campo italiano sia in campo internazionale. Per questo io dico che il discorso, l'ispirazione di Berlusconi, che va riaggiornata ai tempi, va aggiornata ai tempi che viviamo, è molto 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 vera, ed è ancora attuale. Pietro, è passato il tempo, io devo salutarti non senza ringraziarti, e a presto. Naturalmente Pietro De Leo lo potete leggere sia sul libro che sul Tempo. Grazie davvero. Grazie, poi buon proseguimento. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Segui la Lega prima che la Lega segua te la Marciano, seguisca te alla Pellegrina e anche alla Sintattica, naturalmente. Allora, legaonline.it, scritto legaonline.it, molte cose si possono fare da questo sito. Iscrivervi alla Lega Salvini Premier è molto facile, semplice, si versano 10 euro, si può fare anche tramite PayPal, senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a PayPal. Poi il codice fiscale e gli altri dati richiesti, e quindi vi verrà recapitata alla Magione la tessera Lega Salvini Premier. Se di mezzo ci sono poste italiane, sono raccomandati ampi, profondi e sentiti gesti apotropaici sia per la femminuccia che per i maschietti, e anche per gli altri, per gli LGBTQ o plus, perché si dice plus o plus? Plus è parola latina, però se tu lo pronunci all'anglosassone, perché quando prendemmo in giro tutti Luigino Di Maio per virus, io non sono convinto che avessimo tutta questa, è una parola latina, però viene come Nike e Nike, o media e media. Noi bene o male, anche
tutti coloro che vivono in Italia usano l'italiano, quindi il riferimento latino diventa anche molto più vicino. Anche noi del nord, che siamo nati parlando i dialetti celto-romanzi, appunto, abbiamo anche ereditato comunque la lingua latina insieme al substrato celtico che riemerse con il declino dell'impero romano. Andiamo avanti, perché devo dire tutte queste cose? Per ricordarvi che dovete seguire la Lega e anche seguire il momento di autocoscienza civica, il 2 per 1000, 2 non 5, mi raccomando, che poi telefonate, del 5, no, il 2. D43 nella tua dichiarazione dei redditi, scelta libera che non ti costa nulla, è molto facile. Il D di Domodossola, il 4 i Cavalieri dell'Apocalisse, il voto brutto, i fantastici della Marvel, i moschettieri, le stagioni. 3 sempre comunque il numero perfetto. Infine chiudiamo con le apparizioni radio televisive dei protagonisti della Lega, i politici della Lega. Andiamo. Oggi pomeriggio alle 17:15 Claudio Durigon, il sottosegretario al lavoro, nella rubrica Economia di Sky TG24. E per il momento ça suffit, e quindi possiamo chiudere con Segui la Lega, un minuto di sondaggi. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Andiamo velocemente ai sondaggi. Questo è un dato Istat, l'andamento dell'economia agricola. Allora, flessione per quanto riguarda, dunque, nel 2022 il valore aggiunto al settore silvicoltura e pesca è calato in termini reali 1,8%, in flessione anche in volume della produzione meno 1,5%. Questi comunque sono i dati appunto del 2022 sul 2021, credo. Andiamo, allora, questo è un sondaggio che arriva. BD Media, abbiamo allora la domanda, la protesta delle tende, tema rilevante per il 52%, poi è un problema reale ma queste proteste sono inutili, 9%, e il 9% non ha un'idea precisa sul tema, il resto qua mi manca. È il 30%, il caro affitti è un problema ma queste proteste sono inutili, quindi il 39% al 52 dà ragione a quelli che abitano a 500 metri dall'università e vorrebbero però la casa gratis. Allora, di chi è la colpa? Del governo centrale, di questo caro affitti per il 28%, degli enti universitari il 22%, è un fenomeno senza una responsabilità precisa, 16%, dei locatori troppo avidi 14%, degli enti locali 9%. Le proteste per arginare il fenomeno, quali sono le più efficaci? Allora, ricostruire campus studentati anche col PNRR 57%, tetto al prezzo degli affitti 39%, incentivati gli studi nelle città più prossime alla residenza 15%, gli enti locali dovrebbero limitare gli immobili destinati al turismo 12%, l'ha fatto Nardella a Firenze, dove iscriversi 11%, non sono necessarie azioni specifiche 8%, altro 7%. Le proteste degli studenti verso chi dovrebbero rivolgersi? Verso il governo 45%, gli enti locali contro gli enti locali 18%, verso se stessi 16%. L'Unione Europea, verso l'Unione Europea 11%, non ha idee 10%. Basta così. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio
a soli 99 euro annui. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Fire Cannibals è la proposta musicale eh, di Radio Libertà, di Oltre la Pagina, come offerta che come sempre esce direttamente dalle mie librerie musicali. Chiedo scusa di questo impasse e che stiamo cercando di metterci in collegamento con Lauro della Pasqua, della Verità. Abbiamo qualche difficoltà con il contatto telefonico, perché con lei parleremo di questa ultima trovata. Davvero, una ne fanno e 100 ne pensano. In Europa adesso colpiscono anche gli abiti, voi lo sapete, si chiama fast fashion, la moda a portata di tasca,
e che ha fatto sì che compriamo in questi anni il 40% in più di abiti rispetto agli anni 90, con tutti i vantaggi che questo il mercato, ma anche il nostro gusto, no? Il piacere di avere la scelta. Niente da fare, l'Europa non va, questo non va bene e bisogna riciclare tutto, e sono state già approvate, poi ci sarà un ulteriore voto prossimamente per creare degli ostacoli ai produttori. E ieri, se non l'avete fatto, comunque trovate ancora online La Verità, perché come ogni lunedì Laura Della Pasqua ha svolto la sua inchiesta con interviste, con ricostruzioni, con dati, con numeri. Ci sono anche i grafici che fanno capire quello che sta succedendo. Intanto comunque ascoltiamo lei, la salutiamo, la ringraziamo. Benvenuta Laura Della Pasqua. Buongiorno a voi. Laura, ho detto, uno ne fanno, 100 ne pensano. In Europa siamo arrivati anche a colpire gli abiti, anche i vestiti, tra l'altro con situazioni assolutamente pazzesche, perché leggevo anche le interviste che tu hai fatto, cioè, dire incongrue non è sufficiente, perché c'è anche la tua intervista che tu hai fatto, chiedo scusa, adesso ho un'amnesia, a un esponente, si diventa vice vecchi. direttore del sistema moda, dicevi? Esatto, a Mauro Ghezzi? Esatto. Lui scrive anche che ci sono delle, se non sbaglio è lui che lo scrive, comunque quello che conta è il punto. Addirittura non venendo applicato certe regole, non venendo applicate agli abiti che vengono dall'estero, ci sono degli abiti che vengono soprattutto dal mercato asiatico che hanno delle componenti che non sarebbero ammesse, quindi i prodotti fatti dalle nostre aziende verranno proibiti. Quelli che verranno dall'estero invece, che avranno magari caratteristiche analoghe, rischiano di girare comunque indisturbati. Questo è uno dei tanti rischi, ma andiamo con ordine. Allora, cosa vuole fare di preciso l'Europa e poi le conseguenze, Laura? Pierluigi, tu hai toccato proprio il cuore del problema, cioè nel senso, qui voglio dire, nessuno mette in discussione, nessuno nega il potenziale di la portata di inquinamento da parte dei tessuti, e nessuno nega che la vita di un abito, la vita del nostro armadio si sia notevolmente accorciato. Ciò non toglie che, come è stato per esempio per l'auto, noi mettiamo dei paletti molto stringenti alle nostre industrie, all'industria italiana, all'industria europea, e poi però ciò che viene prodotto oltre i confini dell'Unione Europea sottostà a regole che non hanno niente a che vedere, che assolutamente non sono rispettose sia in termini di compatibilità ecologica, quindi di sostenibilità per l'ambiente, ma nemmeno per quanto riguarda la loro qualità. Anche perché questi prodotti viaggiano per il 90% sulle piattaforme digitali, e quindi ma come si fa a mettere una barriera all'e-commerce? È quasi, cioè è utopistico, è praticamente impossibile. Quindi si rischia di imbrigliare, di comprimere la produzione delle nostre imprese alla rincorsa di una sorta di decrescita felice, e poi comunque saremo invasi da prodotti che vengono dall'estero e che hanno una qualità, anche una qualità molto, molto bassa. Sia ben chiaro, ormai da decenni siamo stati bombardati dal messaggio che anche per il tessile, anche per la nostra moda, valeva il discorso dell'usa e getta, cioè del consumismo più sfrenato.
in base al marketing, che la moda diventava patrimonio di tutti, che tutti potevano diventare nuovi influencer, potevano essere in linea con il trend del momento, spendendo sempre di meno. Quindi la moda alla portata di tutti, i nostri armadi che erano strabordanti di vestiti, e vestiti la cui vita si è ridotta notevolmente. Ci sono alcuni dati che io ho raccolto della Ellen MacArthur Foundation, che dice che praticamente la produzione di indumenti è raddoppiata negli ultimi 15 anni, ma il numero di volte in cui li indossiamo si è ridotto di ben il 36%. Quindi la stessa Commissione europea ha stimato che ogni anno ogni cittadino europeo compra in media 26 kg di prodotti tessili, il 40% in più rispetto agli anni 90. Quindi queste sono indubbiamente delle cifre spaventose. Poi quando si parla di rifiuti tessili viene sempre riproposta l'immagine del deserto di Atacama in Cile, dove le dune sono letteralmente ricoperte di scarti, di vestiti, di scarpe, di accessori, alcuni addirittura ancora imbustati e mai utilizzati. Cioè, questo è innegabile. Resta il fatto di quello che abbiamo detto, cioè che le misure che vuole intraprendere la Commissione europea, con tra l'altro un cronoprogramma molto molto stringente, addirittura entro il 2030, quindi praticamente domani, ci pone in una posizione tale da essere meno concorrenziali rispetto ai grossi produttori del tessile, quali ad esempio l'India, la Cina, il Bangladesh, il sud-est asiatico. Quali sono questi criteri che vuole introdurre la Commissione europea? Innanzitutto parla di una sorta di, io ho definito una sorta di Green Pass del tessile, tanto per capirci meglio, una sorta per cui ogni capro avrà una specie di passaporto digitale che indica sia la sua struttura sia come può essere riciclato. Quindi questo. Un altro aspetto, un'altra norma che impatterà, che sarà destinata proprio a rivoluzionare una sorta di tsunami che si abbatterà sulla nostra industria del tessile, è l'allargamento della responsabilità alle aziende, cioè dovranno essere le aziende, oltre a preoccuparsi di fare il capo sempre diverso, col massimo della creatività, più appetibile, quindi combattere la concorrenza interna in termini di creatività, dovranno occuparsi anche di gestire i rifiuti, cioè dovranno farsi carico anche del fine vita dei loro prodotti, cioè dei rifiuti che dalla raccolta differenziata degli scarti urbani tornano in azienda. Naturalmente le aziende non sono strutturate dal punto di vista organizzativo e finanziario per occuparsi di questo ciclo, di questo momento di vita del prodotto, e quindi saranno costrette a consorziarsi, ma un consorzio già è stato istituito dal sistema Mondo d'Italia, che si chiama questo Retex
punto green per la gestione dei rifiuti tessili, quindi dell'abbigliamento, delle calzature e della pelletteria. Quindi questi consorzi, grosse reti di aggregazione delle imprese del tessile che si occuperanno anche di riciclare gli abiti, riciclare i tessuti fino ad arrivare alla fibra vergine che poi dovrà servire per creare nuovi capi. Quello che è stato poi un altro termine che piace molto a Bruxelles, l'eco design, cioè cambiare il modo di pensare il prodotto dall'inizio, cioè approfondire le nuove tecnologie del riciclo, per cui accanto al creativo in azienda magari ci sarà il chimico che dovrà sovrintendere a che i contenuti di sostenibilità, di circolarità del capo di abbigliamento siano secondo standard europeo. A questo punto ci si chiede, ma la creatività di uno stilista si ferma di fronte, viene imbrigliata, si ferma di fronte alla sostenibilità. Allora il Sistema Nuova Italia sostiene che questo sarà un'altra sfida della nostra industria. Fatto sta però che quelle piccole imprese, noi non ci dimentichiamo che la nostra economia tessile, la nostra industria tessile è fatta da una miriade, da una costellazione, lo definisco, di micro imprese che, voglio dire, queste necessariamente si dovranno riunire, consorziare, ma avranno la forza di farlo o saranno decimate da questo imperativo ecologista, decimate per poi essere sostituite magari da altre aziende straniere che non devono sottostare ai vincoli rigidi di Bruxelles, che invaderanno con il loro prodotto, ma già lo stanno ampiamente facendo, i nostri mercati. Ecco, quindi quello è il discorso. Queste grosse piattaforme soprattutto sono piattaforme, allora ci ricordiamo per esempio quelle più note, H&M, Zara, Mango, Esprit, Primark, quelle più note. Poi abbiamo tutta una miriade abbiamo per esempio una piattaforma cinese di fast fashion, cioè di questa moda usa e getta, che è Shein, e che è già stata più volte segnalata per rischi di sfruttamento delle scappatoie commerciali nazionali, per la sicurezza dei prodotti, perché utilizza manodopera sfruttandola, quindi a basso costo e senza i sistemi di sicurezza sul lavoro. Ma sono queste queste multinazionali digitali che poi faranno, che rischiano di ammazzare la nostra industria. Ecco, per chiudere, Laura, siamo in conclusione. Dunque, hai esposto le problematiche di tipo economico, organizzativo, come sempre quando si muove Bruxelles, i piccoli sono coloro che ci rimettono, non c'è rispetto anche per l'individualità. Una mia curiosità, ho l'impressione che mai forse come negli ultimi anni ci sia una varietà, io lo vedo guardando
ciò che indossano le persone, no? In televisione, per strada, eccetera. Mi sembra che siamo arrivati a una pluralità. Mi sembra di vedere, questa è la mia impressione, persone che trovano sempre di più il capo d'abbigliamento che si conforma a quello che uno è, al modo di indossare, al modo di sentire. È segno che c'è un'offerta creativa e plurale molto forte. E leggendo la tua ricostruzione mi sembra che anche questo sia messo in pericolo, no? Sì, in effetti si vuole, secondo me, un po' arrivare all'omologazione, perché quando tu riduci quelle che sono anche le specificità e le diversità artigianali che hanno radici nella nostra storia, che fanno parte della nostra della nostra cultura. Per arrivare appunto alla omologazione dei processi produttivi, laddove magari c'è una diversificazione soltanto nello stile, ma non c'è, ma si perde quella che è la diversificazione magari nella manifattura, là dove non so può intervenire quel ricamo particolare che fa parte della nostra tradizione, o non so, un tipo di pieghettatura particolare. Mi viene in mente un negozio, cioè un negozio, diciamo, di artigiani che c'era a Roma e che ha chiuso, una sorta di sartoria, diciamo di una sartoria che faceva la pieghettatura degli abiti e che addirittura fornì quel famoso abito di Marilyn Monroe che si mette sugli aeratori della metropolitana e gli alzano il vestito. Quando la moglie è in vacanza. Ecco, non mi veniva il titolo del film. Ecco, lì quella pieghettatura è stata opera di questo negozio, di questa sartoria. Una sartoria che di fronte alla massificazione della moda non aveva più domanda e quindi è stata costretta a chiudere. Quindi abbiamo conquistato, come dire, la moda alla portata di tutti, ben venga naturalmente, però stiamo sacrificando e rischiamo con queste norme penalizzanti di uccidere quella che è il valore aggiunto poi della sartoria italiana. Perfetto, siamo arrivati alla fine, abbiamo capito, ci muoveremo a piedi, vivremo in capanna, vestiremo di juta e mangeremo vermi. Va bene, ottimo, per fortuna ho già una certa età. Laura, grazie davvero anche perché stai seguendo puntualmente quello che sta succedendo. Credo che domani sul numero di Panorama uscirà un tuo servizio. Sì, certo. Va bene, ok. Grazie mille a voi e vi auguro buona giornata. Grazie. Andiamo a chiudere velocemente. Avevamo la parte ancora dei sondaggi e poi genetriaci ricorrenze con la. Allora, ancora un B di media, Fratelli d'Italia 28,9, PD 20,1, 5 Stelle 15,4, Lega 9,5, Forza Italia 6,4, Calenda 4,5, Renzi 2,6. Fiducia in Giorgia Meloni, molta 23, quindi 46 contro 50, no, pensavo 60, no, 40, 50, 46 sì, 50 no. Invece nel governo abbiamo 53 no contro 29, 43 sì. Chiuso, scusami. Ecco qua. Questo invece è MG
Committente Rai, Fratelli d'Italia 27,5, PD 19,9, 5 Stelle 15,2, Lega 10, Forza Italia 7,4, Calenda 3,2, Renzi 3,2, Parison. E poi l'ultimo sondaggio della giornata, sempre EMG, Committente Rai, i leaders, Draghi 51, Meloni 45, Zaia 38, Salvini 34, Conte 34, Berlusconi 38, e me non c'è più, Schlein 28, Calenda 20, Renzi 18. Le priorità: messa in sicurezza del territorio 63, inflazione carovita 62, lavoro povero 49, questione migranti 39, caro affitti 30. Devo essere sincero, Schlein a 28. Vabbè, io ve li leggo tutti così ognuno poi si fa una sua panoramica. Radio Libertà in simultanea con noi quando sono scoccate le 11:57. Noi, ovvero sia il formidabile dottor Federico Borsari, assiso solamente sul turno di comando di regia tecnica. Entrambi siamo sospesi a 162 metri sopra il livello del mare, con temperature che parlano di 24 gradi centigradi. Alza pure Federico, se no, perché sapete la reazione è a bocchettoni, quindi lui si trova col bocchettone sulla testa, io invece sono lontano, quindi io sto fresco, ma lui addirittura rischia di gelarsi. 19,3 gradi centigradi sopra lo zero esterni, 91% l'umidità, 1009,9 millibar la pressione. Vi abbraccio come sempre forte assieme a Coltilde, Carmela e Angela. Loro ci seguono e ci seguiscono pure. È come se ci sono dal canale 252 del digitale televisivo terrestre, perché Radio Libertà è una radiovisione, quindi chi si abbona a Radio Libertà Campolto Cent'anni, meditate 100, meditate. Ricordo ancora Twitch, il social di ultima generazione, Facebook, YouTube. Potete continuare a fariculare dall'algido suono digitale della Radio DAB. Alexa, accendi Radio Libertà, passaparola, ve ne saremo riconoscenti, e poi con le grazie applicazioni iOS e Android potete ascoltarci ovunque voi siate, con smartphone, iPhone, tablet, mini tablet, iPad, mini iPad. 25° giorno di Pratile, genetriaci, commemorazioni e ricorrenze. Per tutti è un 13 di giugno, martedì, Martis, William Butler Yeats, Nobel nel 1923, poeta, scrittore irlandese. Gli innocenti e i belli hanno come unico nemico il tempo. Ferdinando Pessoa, poeta lusitano, la vita è un viaggio sperimentale fatto involontariamente. L'unico modo di andare d'accordo con la vita è essere in disaccordo con noi stessi. Basil Rathbone, grande attore inglese, nato in Sudafrica, memorabile le sue interpretazioni di Sherlock Holmes. Paavo Nurmi, mezzofondista finlandese, 9 ori olimpici, mamma mia. I muscoli sono pezzi di gomma, tutto ciò che sono lo sono grazie alla mia mente. Virgilio Muzzi, lodigiano, Codogno, Canyon Diablo, Tax, disegnatore. Emanuel Milingo, ve lo ricordate, l'arcivescovo Maria Sung, il Papa non cerca me, io non cerco il Papa, e comunque ho ragione io. Malcolm McDowell, Alex, Arancia Meccanica, Clockwork Orange, Ettore Anden, il Diro d'Orlando, perché a una certa età, e il grande portiere russo-kazako Rinat Dasayev. Perfetto, siamo arrivati alla fine, poi Federico vi dice cosa vi aspetta, e l'ho preso in contropiede, ma non voglio sforare perché ho già sforato troppo oggi, quindi sono alle ore 12, perfetto. Gracias a todos e miau. Avete ascoltato Oltre